E con noi Carlo Bendoricchio, direttore del Consorzio Acque Risorgive. Si occupa di tutto il territorio della provincia di Venezia, Dese, Marcenego e quindi è un momento particolarmente difficile questo per questo territorio perché è questa la stagione delle piogge. Quali sono i punti critici nel caso di esondazione di fiumi? I fiumi della provincia che gestiamo, nella parte della provincia che gestiamo, che hanno manifestato in passato tracimazioni sono il Dese, lo Zero, il Marcenego, e in particolare nelle zone purtroppo del centro di Noale, in prossimità appena a valle del centro di Scorzè. E le cause principalmente sono intanto la tanta acqua che arriva sempre più spesso, le precipitazioni sono molto intense e generano delle grandi piene lungo i fiumi. Quasi tutti questi fiumi che ho citato, anzi tutti questi fiumi hanno il loro profilo longitudinale interrotto dalla presenza di mulini, che sono dei restringimenti che hanno poi anche il salto d'acqua, e quindi questa grande quantità d'acqua che arriva in prossimità della sezione, lì dove si restringe non riesce più a passare. E quindi normalmente a monte di questi mulini ci possono formare delle tracimazioni degli argini. E quindi il punto critico è per esempio la zona di Martellago per quanto riguarda... La zona di Martellago e in prossimità di via Canove, per esempio per il Dese, l'anno scorso ha portato a delle tracimazioni, e la zona di Noale sul Marcenego in centro, diciamo in prossimità delle rocche. In alcuni casi siamo potuti intervenire con rialzo della struttura arginale, quindi aumentando la capacità di contenimento del fiume, ma una vera risposta definitiva si potrà dare con la realizzazione di bacini di laminazione di ampie dimensioni per contenere queste grandissime portate d'acqua che arrivano sempre più spesso. Quindi qualcosa insomma il Consorzio è riuscito a fare. Benissimo. E rimanete con noi perché ci sono ancora altre 2 puntate in questo nostro viaggio alla scoperta di punti critici nella provincia di Venezia in caso di pioggia.